Cari amici, buongiorno. Oggi è il 28 aprile, sa die de Sa Sardigna, sono oltre 25 anni dal lontano 1993, quando per la prima volta il Consiglio regionale approvò una legge che introduceva la celebrazione di Saddie, che dicevo, oltre 25 anni che in Consiglio regionale per questo giorno, ma non solo in Consiglio regionale, un po' in tutta la Sardegna, ci si gonfia il petto in modo possente e si pronunciano tante belle parole, tanti bei paroloni, forse. Tanta retorica, tantissima retorica, ci pregiamo, ci rallegriamo di essere un grande popolo e poi nel nostro quotidiano che cosa facciamo? Nel nostro quotidiano siamo realmente capaci di tenere alti quei valori della sardità, del sardismo? Siamo veramente capaci di affermare con determinazione i nostri diritti? Io ho fortissimi dubbi che questo avvenga e devo dire che man mano che si diventa grandi, per direi addirittura anziani, si ha sempre, come dire, un atteggiamento più critico verso le celebrazioni, verso la forma, verso la retorica. E io oggi mi son proprio rotto le balle di sentire questi discorsi. Mi sono rotto le scatole di sentire questi discorsi e mi sono rotto le scatole di vedere gente che si gonfia il petto con tutta questa retorica. Nel frattempo, mentre ci gonfiamo il petto con tutta questa retorica, ci sono delle battaglie vere, reali, concrete, dei giorni nostri, non dei tempi della liberazione dei piemontesi, che potremmo portare avanti e che sono battaglie rimaste morte da secoli e non le portiamo avanti. Vi cito una affermazione dei primi del Novecento, pensate, dei primi del Novecento, di Attilio De Fenu, che dice: la Sardegna non invoca in quest'ora critica un'opera positiva dello Stato in suo favore, per quanto ne sarebbe in diritto. Chiede semplicemente che il suo sviluppo commerciale e industriale non sia oppresso e paralizzato da un sistema tributario che batte il record del fiscalismo in confronto di qualunque paese del mondo, in confronto a qualunque paese del mondo. Allora, queste parole di De Fenu del primi del Novecento sono attuali anche oggi, con una differenza, che noi oggi la soluzione l'abbiamo in tasca, noi la stiamo rivendicando da tempo, ed è la zona franca integrale. E nonostante questo non si muove niente. E oggi mi pare di assistere a un'inerzia totale a tutti i livelli. Allora che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a celebrare Saddie e Sa Sardigna? Vogliamo celebrare questa giornata gonfiandoci il petto con tanta retorica e dicendo che siamo i più belli, i più bravi, i più buoni del mondo? L'anno scorso il governo, la maggioranza parlamentare con una legge ha eliminato una piccola dicitura, cioè nella rimodulazione dei fondi comunitari prima si doveva far riferimento all'intesa con le regioni come la Sardegna e questa intesa è stata eliminata ed è stato inserito solo il termine sentite, quindi il governo sente le regioni, poi può rimodulare i fondi come gli pare. La Sicilia ha giustamente fatto ricorso contro questo obbrobrio, la Sardegna no, il ricorso è sfuggito. Allora io ho presentato un disegno di legge, una proposta di legge, che mira a ristabilire la situazione precedente e a eliminare quella stortura, quell'obbrobrio. Questo disegno di legge finalmente è stato iscritto negli atti della Camera e oggi, eccolo qua, è inserito nei lavori preparatori. Atto Camera 2460, proposta di legge Cappellacci. Bene, io questa giornata di Sardia e Sa Sardigna la celebro con questo, perché questo gesto, per quanto piccolo, l'iscrizione all'ordine del giorno di questo atto della Camera, per me è già sufficiente per farmi sentire nel mio intimo, nella mia coscienza, di aver portato avanti una battaglia per i diritti dei sardi.
la domanda che faccio, e che faccio a tutti quanti, e in particolare a tutti coloro i quali in questo momento stanno celebrando questa giornata, anche in Consiglio regionale, anche a quei signori del PD o del Movimento 5 Stelle che hanno approvato quella legge e che hanno tolto la possibilità per la Sardegna di redigere un'intesa e si sono accontentati di un semplice sentito. Quindi hanno buttato nella spazzatura i diritti della Sardegna. Anche a quei signori chiedo: voi vi sentite la coscienza a posto? Voi siete realmente convinti che questa sia una giornata e questi atteggiamenti meritino festeggiamenti e retorica? Non sarà il caso che ci uniamo tutti veramente fuori dalla retorica e conduciamo battaglie serie e concrete per la nostra terra? A incominciare da una, che sarebbe la madre di tutte le battaglie, quella per la zona franca integrale. Diamoci una mossa, ragazzi. Festeggiamo sta Dies a Sardegna, ma festeggiamola con atti concreti. Buona giornata a tutti.